Alla fine ce l'hanno fatta, il pacco delle oltre 2500 firme a difesa della pediatria di Pieve di Cadore è arrivato direttamente nelle mani del governatore del Veneto. L'incontro chiesto dalle mamme del Cadore e del Comelico si è tenuto nel municipio di San Vendemiano, terra di Luca Zaia. Il presidente ha ascoltato le preoccupazioni dei genitori supportati dal sindaco di Santo Stefano di Cadore Alessandra Buzzo. Chiare le richieste: salvare la pediatria di Pieve di Cadore continuando a garantire i posti letto e un servizio attivo di pediatria H24. A dipingere il quadro della situazione per RUS il direttore generale Pietro Paolo Farronato. Mezz'ora d'incontro, concluso con l'impegno sul tema del presidente, che ha capito le preoccupazioni dei genitori, sottolineando però le difficoltà a reperire medici pediatri. Hanno ragione i genitori di preoccuparsi della salute dei bimbi, è altrettanto vero che un minimo presidio di base con i 4 letti con un pediatra ci vuole. Poi è bene ricordare a tutti che ad esempio il tema del trovare un professionista, cioè un pediatra che venga a lavorare su Pieve non è una impresa facile. Abbiamo degli esempi con i pediatri di base che continuiamo a bandire concorsi ma non si presenta. Un incontro che ha soddisfatto i genitori, che non intendono però abbassare la guardia. Noi siamo soddisfatti, il Presidente ci ha ascoltato attentamente le nostre richieste, ci ha anche spiegato i limiti a cui è di fronte e noi ovviamente adesso aspettiamo, speriamo che soddisfi le nostre richieste. Tranquilli, mai, la guardia non si può abbassare, stiamo in attesa, vedremo, ha promesso e quindi aspettiamo il mantenere di queste promesse. La sanità è tema che storicamente preoccupa il bellunese, ma Zaia tranquillizza. Non c'è nessuna chiusura, ci sono le schede che parlano chiaro, si è investito, si sta investendo, potrei citare l'Eli Soccorso Notturno che prima non c'era. I genitori chiedono al Presidente e alla Giunta di cambiare le schede ospedaliere, salvaguardando la pediatria cadorina. Dopo la consegna delle migliaia di firme raccolte su carta e online ai consiglieri regionali prima, a Zaia ora, è tempo di raccogliere i risultati, ma intanto si guarda alla prossima mossa. Aspettiamo cosa esce da qua, ma se non uscirà nulla appuntiamo alla 5ª commissione.